19 novembre 2016, benvenuti a Spinaceto per quello che è un big match. Arriva infatti la Pisana, squadra a 12 punti in classifica che sta lottando nelle zone alte, mentre invece lo Spinaceto 70 viene da 4 sconfitte consecutive e deve assolutamente riprendersi. Tutto pronto qui a Spinaceto, consueti saluti tra i giocatori. Allora andiamo a leggere la distinta della squadra ospite: numero 12 Alessandro Bianchini, 2 Tagliacozzo Fabio, 3 Marcucci Alessandro, 4 Melandri Gianluca, 5 Roccadani Simone, 6 Daniel Gizzi, 7 Simone Ridolfi, 8 Luca Carelli, 9 Squadrani Marco, 10 Daniele Ridolfi, 11 Donzelli Matteo e il numero 1 il portiere Pier Giovanni Silvi. La Pisana è una squadra veramente molto forte che sta ben figurando, tra l'altro è il secondo miglior attacco della Serie C2 e in questo momento si stanno caricando anche con appartenenti della squadra che sono fuori dal campo, probabilmente per squalifica o chissà per infortuni. Spinaceto 70 nel frattempo che entra in campo con lo starting 5, uno starting 5 inedito questo da parte di Alessandro Conti. In porta è il solito Stefano Zomparelli, poi Francesco Iafolla, Emanuele Biraschi, Checco Francesco Dodero e il numero Francesco Versace, il numero 7, giocatore impegnato con meno frequenza degli altri. Sicuramente sarà importante anche lui, serve l'impegno di tutti quanti i ragazzi di Conti quest'oggi. Ed è iniziata la partita con Daniele Ridolfi a battere e poi a tirare c'è proprio il giocatore Versace a deviare la palla, un ingresso un po' a sorpresa nello starting 5. Questo fa vedere come Alessandro Conti stia osservando un po' tutti i suoi giocatori, deve assolutamente invertire il trend negativo lo Spinaceto 70. Marcucci vuole ricevere il pallone, lo riceve adesso, lotta con Biraschi, Emanuele Biraschi, che si conquista rimessa laterale, anzi no, è la rimessa laterale ancora per la Pisana. Effettivamente mi sembrava ci fosse stata deviazione da parte del numero 4 dei biancoverdi. Ora il tiro, ma Zomparelli va a parare e poi ancora un tiro che va alto. Non c'è stata deviazione, Stefano Zomparelli per Emanuele Biraschi. Possiamo vedere come nella squadra dello Spinaceto 70 ci siano veramente molti uomini, anche quelli in panchina, che vengono dalle squadre giovanili del 70, che stanno andando sicuramente meglio della prima squadra. Ricordiamo 4 sconfitte consecutive, mentre invece l'Under 21 per esempio è prima in classifica. Anche la Juniores sta ben figurando nel campionato Elite, primo anno nella storia dello Spinaceto 70 con la Juniores in campionato Elite. Ora riceve palla Daniele Ridolfi che dà Alessandro Marcucci, nuovamente Daniele Ridolfi, scambiano i giocatori della Pisana, cercano di superare la metà campo ma non trovano spiragli per la difesa ermetica dello Spinaceto 70. Qui però viene saltato Dodero, recupera palla Versace, ancora Francesco Dodero, se la sposta sul sinistro, rientra invece sul destro, c'è Versace, non gli dà il pallone, glielo dà adesso al centro verso Biraschi, la parata però del numero 1 Silvi della Pisana. Tagliacozzo dietro il pallone verso Ridolfi, la fa girare la Pisana, partita che vive una fase di studio con accelerazioni di tanto in tanto. Ridolfi sulla banda di destra, gira palla ancora la Pisana, poi Ridolfi, Dodero però recupera il pallone da Biraschi, ora Versace, Iafolla dà la sfera nuovamente a Biraschi, sempre Iafolla, palla recuperata dalla Pisana solo per un momento, Dodero fa tutto da solo in mezzo a 3, subisce fallo, fischia il direttore di gara, sarà calcio di punizione. C'è Francesco Iafolla sul punto di battuta. Silvi mette un uomo in barriera, è il numero 9 Marco Squadrani. Iafolla per Versace,
con la suola se la sposta, poi riesce ad incunearsi Versace in una zona però dove trova solo problemi e quindi sarà rimessa dal fondo per la Pisana. Silvi, la Pisana a gestire, cerca di rallentare il ritmo in questa fase la Pisana, non vuole essere colpita a freddo dallo Spinaceto 70 che nella scorsa partita col Buenaonda passò in vantaggio proprio nei minuti iniziali, poi fu recuperato e superato dagli ospiti. Giropalla di Squadrani, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo per la squadra in maglia rossa. Daniele Ridolfi, vice capitano, palla al centro verso... anzi no, la palla è ad uscire per il tiro del numero 3 Marcucci. Alto. Zamparelli per Iafolla, perde però la palla Iafolla, poi c'è un tiro di Tagliacozzo, attenzione nelle uscite e qua Zamparelli la lancia direttamente in rimessa laterale, nessun compagno si faceva vedere, questo è anche frutto un po' del momento di scoramento dei ragazzi di Alessandro Conti, che ha pensato molto a queste convocazioni, sono arrivate ieri sera, circa alle 9 di sera, erano stati tutti allertati i ragazzi della Rosa, e la Pisana restituisce il pallone, momento di fair play in campo, decisione sbagliata da parte del direttore di gara. Versace, lancio lungo, qui è controfallo, ha battuto calpestando la riga Versace. Questa volta batterà la Pisana, una rimessa laterale maledetta, tiro di Squadrani, attenzione, rischia di perdere palla la Pisana, Emanuele Biraschi in pressing forte, la sfera direttamente tra i piedi del portiere Silvi che allarga sulla banda di sinistra, ora Ridolfi la mette giù, Iafolla su di lui, arriva il raddoppio di Biraschi che recupera il pallone, Iafolla rischia un po' con un passaggio ma serve Dodero pressato da Squadrani, prova a uscire palla al piede lo Spinaceto 70, un'uscita un po' difficile soprattutto quando non sei in fiducia. In questo caso però i padroni di casa conquistano rimessa laterale, in un secondo tempo rimessa dal fondo. Zamparelli per Iafolla, ora Dodero che la stoppa, qui errore nel passaggio di Tagliacozzo, sarà rimessa laterale. Iafolla per Biraschi, rilancia verso Dodero, rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Versace il tiro, parata di Silvi, la palla rimbalza stranamente con questa rimessa laterale, lo Spinaceto 70, momento di massimo sforzo, Biraschi prende la traversa, il portiere lo travolge, parte dall'altra parte la Pisana ma fischia il direttore di gara perché ha preso un colpo in testa Emanuele Biraschi. Preso un colpo potente in testa a Biraschi, a terra in questo momento anche Dodero. Silvi si lamenta con i suoi che avevano lasciato solo l'esterno della squadra di Conti. La palla credo verrà restituita proprio ai padroni di casa, scusate, agli ospiti. Infatti è proprio così, fair play in campo tra le due squadre, sappiamo che qualche anno fa non fu così, ma ormai è una partita che possiamo considerare tranquillissima, questa tra due squadre in cui in passato c'erano anche molti ex. Ridolfi per Tagliacozzo, giropalla della Pisana, è entrato nel frattempo per lo Spinaceto 70 Fabrizio Colone ed anche Andrea Baldini, che adesso era andato a pressare Squadrani. Marcucci
Tagliacozzo, ancora Marcucci, recupera palla Versace, gioca da terra Marcucci, anzi Tagliacozzo, ma il direttore di gara fischia fallo. Squadrani primo palo, Ridolfi secondo palo, Tagliacozzo barriera. C'è Tagliacozzo sul punto di battuta per farvi capire la differenza anche di mentalità oltre che di classifica con cui scendono in campo le due squadre. La Pisana ha il doppio dei punti dello Spinaceto 70, 12 contro 6. Schema qui della Pisana, Squadrani solo e salva Zomparelli. Ancora una volta grande intervento Stefano Zomparelli, uno dei migliori dei suoi. Si lamentano per un blocco i ragazzi dello Spinaceto 70. Lascia correre il direttore di gara. Rimessa laterale però è per gli ospiti secondo l'arbitro. Ora Marcucci, Tagliacozzo, Squadrani, Zomparelli con i piedi. Punto di battuta Daniele Ridolfi, direttore di gara a colloquio con la panchina dello Spinaceto 70. Un paio di decisioni dubbie. Ridolfi, ancora uno schema a liberare Tagliacozzo, c'è Squadrani dall'altra parte, Zomparelli però prima di tutti quanti. Lancio lungo verso Colone, anticipato da Tagliacozzo, Colone però lotta e commette fallo secondo il direttore di gara. Ridolfi, la gira la Pisana, ora Marcucci, nuovamente Ridolfi, Marcucci, Melandri. È entrato il numero 4 della Pisana, Melandri, che tocca palla in questo istante con l'esterno per Squadrani, ancora Melandri e ancora Zomparelli. Per i padroni di casa invece in campo l'Under 21 Tommaso Biraschi, fratello di Emanuele Biraschi e di Simone Biraschi che non è stato convocato per squalifica quest'oggi. Melandri, Marcucci, Squadrani anticipato da Versace che però perde il pallone. 1-2, Squadrani a 2 passi dalla porta, la tira fuori. Pericolosissimo 1-2 della Pisana. Zomparelli per Tommaso Biraschi, Versace, Baldini ora. Baldini fa tutto da solo il numero 6, rientra sul destro, la gioca verso Tommaso Biraschi. Esagera Andrea però in questo caso. Rimessa laterale per gli ospiti. Situazione dei falli anche da tenere sott'occhio perché lo Spinaceto 70 ne ha commessi già 3. Versace recupera un gran pallone, c'è Colone dall'altra parte, Versace prova il destro che sibila vicino al palo. Ci ha provato Francesco Versace, grande partita per lui, grande fiducia ritrovata da parte di Alessandro Conti verso il suo giocatore col numero 7. Ridolfi, Baldini cerca di andare a rubargli il pallone, gli ruba il pallone, se la porta fuori il giocatore della Pisana. Allora Baldini verso Versace, ora Biraschi, Versace nuovamente per Baldini, ma è una manovra lenta quella del 70, non si trova il giusto spiraglio. Biraschi è qua, stop fallace di Baldini, rimessa laterale per gli ospiti. Marcucci per Ridolfi, affrontato da Versace che gli ruba il pallone, serve però l'intervento di Tommaso Biraschi per mettere la sfera direttamente rimessa laterale. Ora Melandri, Marcucci, Baldini qui a lottare, ancora Marcucci con il passaggio verso Melandri, taglia tutto il campo per Ridolfi. Scambi veloci della Pisana, qui è rimessa laterale per il 70. Colone era andato
tosto sul suo avversario. Ancora Colone con la suola, prova a passare, perde il controllo del pallone. Baldini poi, sono tutti nello stesso fazzoletto di campo. Zomparelli prova un lancio impossibile verso Colone. Direttore di gara che sta un po' scontentando entrambe le parti, a sentire sia il pubblico che le panchine. Marcucci che ha difficoltà sulla pressione forte dello Spinaceto 70, che va a prendere gli avversari fino alla loro area. Spera che ritorna in possesso di Zomparelli. Baldini, Biraschi, Tommaso Biraschi in mezzo a due, riesce a passare, ancora Tommaso, rimessa laterale, conquista il massimo in quella situazione il giocatore che domani sarà impegnato anche con l'Under 21, è stato convocato, c'è una sfida difficile contro il Ciampino al To Live. Ancora Biraschi, Emanuele, il tiro con la punta, palla fuori. Sulla linea, non lo anticipare, sulla linea, non lo anticipare sul laterale, ok? Silvi per Marcucci. Melandri, ancora Marcucci per Squadrani. Marcucci a Melandri. Pressione forte di Colone che quasi recupera il pallone. E Tommaso Biraschi lo recupera, è un 2 contro 2. Si fa vedere ora Emanuele Biraschi. Sbaglia però la misura del passaggio il numero 4. Siparietto interessante con Tommaso Biraschi che ha chiamato Andrea Baldini, mister, ovviamente è il suo allenatore in Under 21. È entrato anche Michele Dolce, ora in pressione, sarà lui il pivot della squadra. È uscito Fabrizio Colone. Pivot che non hanno segnato molto finora quelli dello Spinaceto 70, segnano molto invece i ragazzi della Pisana. Appena ci sarà un momento di calma dalle azioni ricorderò i marcatori della squadra in maglia rossa. Qui lotta sul pallone Carelli, chiama time out la Pisana. Allora vi devo assolutamente i marcatori della Pisana. Pensate che Carelli è a quota 7, Mafrica a quota 6 e a quota 5 Marcucci. Per quanto riguarda lo Spinaceto 70 nessun giocatore è ancora riuscito ad arrivare neanche appunto a quota 5, qua ce ne sono addirittura 3 che hanno raggiunto questo risultato, 2 l'hanno superato. Squadrani, gira il pallone la Pisana con Tagliacozzo che dà a Melandri, ancora Tagliacozzo, pressing forte del 70, esce Zomparelli e in due tempi fa su il pallone. Baldini che riesce a passare sulla banda, però non c'è nessun compagno ad aiutarlo, qui è saltato nettamente Baldini che sta giocando nonostante il ginocchio fasciato, ha problemi al menisco. Palla dietro verso Tagliacozzo, la gira la Pisana. Lo Spinaceto ha una qualità che gli va riconosciuta, fa giocare male gli avversari. Questa è una squadra che normalmente ha una media gol molto alta, quest'oggi sta trovando grandi difficoltà. Tagliacozzo, palla al centro, la recupera però Biraschi, 2 contro 3, Dolce, difettoso il controllo. Silvi allora, Squadrani, Tagliacozzo, Melandri, qui sfera deviata, rimessa laterale. Rischia di perdere il pallone, anzi lo perde Ridolfi non arrivando sulla sfera, sul passaggio di Squadrani, e regala quindi la Pisana un extra possesso allo Spinaceto 70. Direttore di gara molto fiscale sulla posizione di battuta. Baldini, passaggio difficile per Dolce questo. Squadrani, Ridolfi,
Il capitano con la suola, serve Gizzi, ancora Ridolfi per Gizzi, Ridolfi, scambi tra la Pisana che però non riesce a trovare il giusto spazio, ancora Gizzi, scoperta la banda di sinistra, qui Carelli, che solata di Carelli, risposta ottima di Zomparelli. È il più pericoloso ovviamente Carelli, come detto in precedenza già 7 gol in 6 partite giocate per lui. Gizzi, Ridolfi, Tagliacozzo anticipato bene qui da Andrea Baldini che prova a far tutto da solo, deve far tutto da solo. Il tiro diventa un passaggio per Silvi. Gizzi, Ridolfi, cambio Tagliacozzo-Marcucci, giocatore di grande esperienza, il numero 3. Ridolfi, Marcucci, Gizzi, Marcucci ancora, ora Ridolfi, Simone Ridolfi che dà il pallone, lo ottiene nuovamente da Marcucci, serve ora Gizzi, lo stesso palla sterile della Pisana che non riesce a superare la metà campo, lo fa adesso, Ridolfi prova un tiro, poi Biraschi direttamente da Zomparelli che ha sempre difficoltà a trovare un compagno libero per effettuare la rimessa dal fondo. Emanuele Biraschi, Francesco Iafolla è rientrato, era partito nello starting 5, poi non l'avevamo più visto, ancora Iafolla per Biraschi, da Biraschi a Biraschi, rimessa laterale per lo Spinaceto 70, Tommaso Biraschi per Francesco Iafolla, ora Michele Dolce, Biraschi a Biraschi, scambiano i due fratelli, palla verso Michele Dolce che non può arrivare sulla sfera, Marcucci, allora Ridolfi, si richiude nuovamente la difesa dello Spinaceto 70, Marcucci per Gizzi, Ridolfi che supera la metà campo, Iafolla recupera la palla solo per un secondo, ora Carelli, pericolo pubblico numero 1, Marcucci, Gizzi, controlla la sfera con questa rimessa laterale. Gizzi per Marcucci, manovra lenta degli ospiti, prova ad andare Ridolfi, con questa rimessa laterale Iafolla, esce Michele Dolce, dal suo posto Versace, esce anche Biraschi al suo posto Dodero. Versace per Iafolla, Iafolla a Dodero, è lui che solitamente riesce a saltare l'uomo e a creare superiorità numerica. Tommaso Biraschi per Dodero, Dodero a Biraschi, Iafolla ora, ancora Tommaso Biraschi, Versace per Dodero, con la suola destra se la sposta sul mancino, poi la puntata direttamente tra le mani di Silvi. Gizzi prova a guidare un contropiede, ritmo compassato però della Pisana, Marcucci cerca una palla tagliata verso Carelli. Carelli, giocatore molto offensivo, si risparmia per quanto riguarda la fase difensiva, poi però è letale lì davanti. Iafolla, Versace per Dodero, si può tornare addirittura da Zomparelli, ma Iafolla tiene la palla, ancora Iafolla, imbucata però sbagliata, allora Marcucci, Versace a lottare, Marcucci da terra si rialza poi col possesso del pallone, adesso però Iafolla a guidare il contropiede, ancora Francesco Iafolla, la sposta sul destro, Iafolla! Francesco Iafolla, il vantaggio dello Spinaceto 70, 1-0. Ha fatto tutto da solo Francesco Iafolla, ha sradicato il pallone a un avversario e l'ha depositato in rete, 1-0 per i padroni di casa. Con il primo tempo che sta oltre la metà, 20° di gioco circa. Qui Marcucci recupera palla ancora Versace, poi Dodero, Iafolla
qui esagera forse Francesco Iafolla, infatti perde il pallone, si lamenta col direttore di gara, Marcucci si allaccia con Versace, Gizzi che con la suola la porta nella propria metà campo, direttore di gara che se prima fischiava sempre adesso fischia più raramente. Qui Marcucci con il fisico, un giocatore incredibile per questa categoria. Gizzi a Squadrani, Squadrani con il destro per Ridolfi che dà nuovamente a Gizzi, da lì il 6 può tirare, il tiro è deviato, sarà rimesso, anzi scusate, sarà ovviamente calcio d'angolo perché la deviazione è stata da parte di Francesco Dodero. Calcio d'angolo, Ridolfi, palla deviata in rimessa laterale, Marcucci per Gizzi, Gizzi dietro a Marcucci, Squadrani, salta Biraschi che però recupera il pallone, può guidare un contropiede ma è già tornata la difesa della Pisana, rimessa laterale per i padroni di casa. Biraschi da Versace, dall'altra parte ci sarebbe Dodero, Versace però impaurito dall'aggressione di Squadrani deve tornare addirittura da Zomparelli e Zomparelli con i piedi la mette in rimessa laterale per la Pisana, rientra Ridolfi e rientra anche il numero 2 Tagliacozzo, Capitan Ridolfi, serve l'altro Ridolfi, anzi scusate era il numero 11 Donzelli, no era Ridolfi, che prova adesso il tiro. Il numero 10 ha provato il tiro, si lamentano dalla panchina per un fallo, invece sarà calcio d'angolo. E allora Daniele Ridolfi sul punto di battuta, si fa vedere l'altro Ridolfi, la sfera va però Squadrani che va a prendere l'angolino basso della porta di Zomparelli, 1-1. Il mancino di Marco Squadrani. E si riparte sul risultato di 1-1. Dodero a Versace, ora a Biraschi. Adesso vediamo come reagisce lo Spinaceto 70 qui con un errore di Baldini. Devono restare concentrati i ragazzi di Conti. Baldini in pressione su Tagliacozzo. Pressione forte sotto la mia postazione, nel frattempo si lotta per il possesso palla, Zomparelli la tira lontano, rimessa laterale, vedo purtroppo i ragazzi dello Spinaceto 70 già rabbuiati dopo il pareggio subito e non va bene così. Pisana invece che continua il suo giro palla, Ridolfi per l'altro Ridolfi. Ancora il capitano a dare a Squadrani, l'autore del gol del pari. Sbaglia la misura del passaggio. Messa laterale, entra l'altro capitano, quello dei padroni di casa, Alessio Ricci. Biraschi per Versace che qua sbaglia nel controllo del pallone, lo recupera però Ricci, buono l'appoggio verso Andrea Baldini, si andava 3 contro 0, ammonizione per Tagliacozzo, ma qui se dava il vantaggio l'arbitro, lo Spinaceto 70 era in porta con 3 uomini. Cartellino giallo a Tagliacozzo. Biraschi per Baldini, perde il possesso palla Andrea Baldini, ancora Spinaceto 70 con una rimessa laterale, Ricci tiene la sfera, Versace anticipato, errore nel passaggio però di Ricci, poi Versace ci mette il fisico, recupera il pallone, deve stare attento Alessio Ricci con questi passaggi che possono risultare sanguinosi. Ridolfi, ancora Ridolfi, Versace che sta giocando una gran partita, lo blocca, posizione di tiro per Ridolfi, palla che non viene deviata e va sul fondo, anzi no, c'è stata deviazione secondo il direttore di gara,
Un minuto di recupero con la Pisana che batte una rimessa laterale. Palla al centro, Versace a lottare, subisce forse fallo, il direttore di gara decide di non fischiare, calcio d'angolo quindi per gli ospiti. Si muove al centro Squadrani, la palla dietro per Tagliacozzo però. E allora Emanuele Biraschi, Alessio Ricci, ora Baldini va a terra ma l'arbitro ha deciso di non fischiare quest'oggi. Squadrani, Tagliacozzo, ora Ridolfi in mezzo a due riesce a servire il compagno col numero 7 e poi Emanuele Biraschi a metterla in angolo, subisce tantissimo lo Spinaceto 70 in questi ultimi secondi del primo tempo. Palla scucchiaiata dalle parti di Ridolfi, non riesce però a superare Biraschi. Rimessa per i padroni di casa, ma chissà, forse c'è tempo per un'ultima azione. Esce Silvi e tira via il pallone. Ricci per Emanuele Biraschi, ancora Ricci, Alessio Ricci, ultima azione probabilmente del primo tempo. Versace la controlla, ora Baldini con il destro deviato e adesso arriva il fischio del direttore di gara. Termina così il primo tempo, risultato di 1-1. A breve il fischio da parte del direttore di gara, arriva esattamente in questo istante, batte lo Spinaceto 70, Ricci per il Biraschi, Emanuele Biraschi, uno dei due Biraschi oggi in campo. Vi ricorderete, se siete attenti allo Spinaceto 70, alcune partite, soprattutto dell'Under 21, con addirittura 3 Biraschi in campo. Oggi non c'è Simone Biraschi, aspetta nella propria metà campo gli avversari lo Spinaceto 70, la Pisana però sembra non avere intenzione di superare la metà campo, allora situazione di stallo in questo primo minuto di gioco della ripresa, con Tagliacozzo che allarga sulla banda sinistra per Ridolfi, ora Squadrani, Tagliacozzo la stoppa e prende il palo. Che rischio per il 70, sembrava possesso palla sterile da parte della Pisana, invece quando accelerano mettono in gran difficoltà la difesa dello Spinaceto. Ora Versace per Iafolla lungo dalle parti di Silvi con le mani a Marcucci, Ridolfi, Marcucci nuovamente, sempre Tagliacozzo, Marcucci, Ridolfi, Marcucci, giro palla della Pisana, un po' come è successo prima, aspetta lo Spinaceto 70 nella propria metà campo, allora la Pisana non la supera e aspetta il movimento di Squadrani. Tagliacozzo, Ridolfi, si è mossa adesso la Pisana, non con la giusta intensità però come qualche minuto fa. Tagliacozzo dentro per Marcucci, Emanuele Biraschi qui molto bravo, ora Iafolla, Versace, Biraschi, ancora Versace, una gran partita la sua quest'oggi. Ridolfi recupera il pallone, Iafolla in pressione, la gira la Pisana e come prima Spinaceto 70 aspetta nella propria metà campo e la Pisana non accelera. Marcucci, Tagliacozzo, Ridolfi, Tagliacozzo, Marcucci, ancora il numero 10 Ridolfi, palla verso Tagliacozzo, la stoppa con il petto, chiusa la difesa del 70, Ridolfi, pressione dello Spinaceto che recupera il pallone, qui Versace però sbaglia, serve Ridolfi, ancora un tiro dalla gran distanza vicino al palo di Zomparelli. Deve battere Zomparelli, sta contando il direttore di gara, Emanuele Biraschi per Iafolla, rischia di perderla, infatti sarà angolo, anzi no, rimessa laterale, direttore di gara non sempre vicino al pallone, dalla mia posizione sembrava angolo. Tagliacozzo, sta già contando il direttore di gara, deve battere velocemente il giocatore della Pisana, da ora a Marcucci, da lì può calciare
colpisce in pieno Versace, sfera nuovamente rimessa laterale, Ridolfi, si libera Marcucci, la palla è per lui, consegnata nuovamente a Ridolfi, ora Tagliacozzo per Squadrani che prova a fare un tunnel a Iafolla che recupera la sfera, Versace, lancio lungo dalle parti di Capitan Ricci, troppo profondo, allora Ridolfi per Tagliacozzo, gira a Marcucci, lo affronta Iafolla, Marcucci col mancino, serve praticamente Zonparelli, Alessio Ricci per Emanuele Biraschi, 2 contro 2, ancora Ricci, non velocissimi Ricci e Biraschi, rientra la difesa della Pisana, adesso Iafolla con il destro, gran parata di Silvi, la sfera resta in campo, Ricci gira verso Iafolla, Versace alza troppo la sfera, Emanuele Biraschi si deve allacciare lo scarpino mentre siamo al 5° minuto di gioco. Ridolfi, Marcucci, Ridolfi sulla banda di sinistra, in campo in questo momento 2 Ridolfi, quello che tiene palla ora è Simone che poi scarica a Marcucci e si lancia al centro della metà campo del 70. Emanuele Biraschi per Ricci, Ricci in mezzo a 2, rimessa laterale per gli ospiti, Daniele Ridolfi, Simone Ridolfi, Marcucci, ancora Ridolfi, sempre per Daniele Ridolfi, scambiano i 2, qui Ricci in pressione, possesso palla sempre della Pisana, con Daniele Ridolfi che serve dietro Simone Ridolfi, anzi no scusate, era esattamente il contrario, Ricci recupera il pallone, lo spingono, Emanuele Biraschi, Spinaceto 70 deve uscire da una situazione non comoda, esce palla al piede, la perde però Iafolla, allora Squadrani, a terra il numero 9 della Pisana. Ridolfi per Marcucci, l'allenatore della Pisana sta chiedendo ai suoi di non lasciarsi andare a intemperanze contro il direttore di gara, attenzione perché quest'arbitro, se pungolato, ha dimostrato di essere severo con i cartellini. La gira ancora la Pisana, Dodero, adesso il pressing dello Spinaceto 70 arriva oltre la metà campo, lasciando così però liberi degli ampi spazi. Versace lungo dove non c'è nessuno, la Pisana in possesso palla con Ridolfi, si abbassa la squadra della Pisana per farsi pressare e aprire così ampi spazi per i veloci esterni degli ospiti. Squadrani perde palla, lotta Versace, ancora Versace, sempre il numero 7, in mezzo a 3 non riesce a passare, scontro con Marcucci, non c'è nulla secondo il direttore di gara, palla al centro e gol di Squadrani, incredibile, assist di Marcucci e Squadrani che va a bucare Zonparelli. Il momento in cui la squadra era disattenta, uniti dalla Pisana, la doppietta di Squadrani, Baldini per Tommaso Biraschi, ancora Baldini, c'è tutto il tempo del mondo, siamo ancora al 9° minuto di gioco, però serve creare qualcosa di più. Tommaso Biraschi fa tutto da solo, perde il pallone, il tiro e il gol della Pisana, questa volta con il capitano Simone Ridolfi, 3-1.
Questo è un copione visto e rivisto con lo Spinaceto 70 che non appena subisce un gol si disunisce e ne subisce spesso un altro paio. Colone per Dodero, ripeto, c'è tutto il tempo del mondo. Biraschi per Dodero, prova a saltare due uomini, il secondo gli leva il pallone. Fabrizio! Dodero a Biraschi per Baldini, al centro c'è Biraschi, Colone torna indietro ancora da Dodero e allora Colone, Dodero a Colone nuovamente, Colone in mezzo a due, non c'è nessuno lì, però non devono esagerare a far tutto da soli i ragazzi del 70, ognuno di loro vuole vincerla da solo o quantomeno recuperarla, ma così fanno il gioco della Pisana. Decimo di gioco, la girano gli ospiti, si fanno pressare ancora una volta abbassandosi. Palla dietro verso Silvi con l'esterno sinistro a Marcucci, la recupera Baldini, Baldini da lì può anche calciare il tiro e palla che esce di poco. Baldini poi parla con Marcucci. Sei bravo, sei bravo! Ancora Marcucci. Marcucci qua a contatto con Dodero. Non è possibile! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Ma qual era la protesta? Scusi, Ma scusi, qual era la protesta? Sei proprio testa di cazzo va bene? Non è che c'è tutti dopo. Ma almeno ammonisca il giocatore. Rosso per Dodero e giallo probabilmente anche per Pettinicchi in panchina. Anzi no, per Iafolla. E quindi lo Spinaceto 70 in inferiorità numerica nonostante il 3-1. Ridolfi, Marcucci. Ridolfi, ancora Marcucci. Due docchi. Giro. Marcucci. Ridolfi. Cerca di far valere l'uomo di vantaggio, la Pisana, il tiro di Carelli, grande intervento di Zomparelli. Marco! Marcucci, Ridolfi ancora, la sposta con la suola, Ridolfi. Marco in mezzo! Squadrani. Sbaglia il numero 9 nel controllo, stranamente. Passa il tempo a breve, lo Spinaceto 70 tornerà con 4 uomini di movimento, nel frattempo devono difendere Squadrani, Ridolfi, Marcucci, ancora Ridolfi, Squadrani, Ridolfi, Marcucci, la gira bene la Pisana ma non trova lo spazio, poi Squadrani e con i piedi Zomparelli, qui ancora Zomparelli con i piedi a salvare. Tommaso Biraschi, rimessa laterale, nel frattempo no, forse ha fischiato fallo il direttore di gara. Proprio così Emanuele Biraschi per Zomparelli. Ora Baldini il controllo con il tacco. Marcucci, Baldini deve tornare subito perché è in inferiorità numerica il 70, ancora Marcucci, il destro che abbatte la porta, è il 4-1 della Pisana. E chiama time out lo Spinaceto 70.
Si riparte con il portiere di movimento per lo Spinaceto 70, siamo al 14° di gioco, la metà del primo tempo, ma il 70 è sotto di 3 gol. Va in porta Alessio Ricci, ora è il portiere di movimento. Sta già fischiando, sta già contando, scusate, il direttore di gara, batte veloce allora la Pisana, la recupera Tommaso Biraschi. Biraschi che salta Ridolfi, la tiene, deve aspettare che arrivi nella metacampo avversaria, scusate, anche Ricci. Qua però devono stare attenti col portiere di movimento i giocatori del 70, perché poi quando si perde palla bisogna tornare immediatamente in porta. Ridolfi, Marcucci, ancora Ridolfi, Biraschi recupera il pallone, da lì può calciare, subisce fallo, fischia il direttore di gara, si lamentano i ragazzi della Pisana. Il punto di battuta ovviamente Alessio Ricci. C'è anche Versace, ma anzi vuole tirare Versace. Va Versace, il gol dello Spinaceto 70, una sassata del numero 7. Torna in campo Zomparelli, si va a posizionare in porta, situazione paradossale, kafkiana nello Spinaceto 70, qui attenzione al contropiede, Marcucci recupera palla Zomparelli, può darla velocemente ad Emanuele Biraschi che salta un avversario, serve Dolce, allora la punizione forse non c'era, dobbiamo essere onesti, dall'altra parte però c'è da dire che in campo, qui Marcucci subisce fallo, in campo Ricci voleva calciare la punizione, Versace ha voluto tirarla, poi ha segnato, ma con Capitan Ricci che non era per niente d'accordo con il suo compagno col numero 7. Marcucci, Ridolfi, deviata, qui recupera palla il 70 e Dolce la spara fuori da 2 passi. Avrebbe riaperto il match Dolce, ricordiamo che siamo circa alla metà del secondo tempo e quindi c'è ancora veramente un'infinità di minuti, di secondi per provare a recuperarla. Adesso sono un po' saltati gli schemi nei padroni di casa, va in difficoltà anche la Pisana che per 2 volte calcia la palla addosso a Tommaso Biraschi. Silvi, Ridolfi, ancora per l'altro Ridolfi, Carelli salta Versace, ma Versace che ritorna, che partita di Versace, poi esagera questa volta il numero 7, commette fallo. Calcio di punizione però in precedenza era stato fischiato dal direttore di gara per lo Spinaceto 70. Arbitraggio veramente curioso. Biraschi per Bolone, ancora Biraschi, Versace, Biraschi per il fratello Tommaso che da lì può calciare, Tommaso Biraschi invece torna indietro e da Emanuele il tiro alto, fischia il direttore di gara. Tutte e due le panchine, per cortesia, ci accomodiamo, chi non deve entrare. Troppe persone in piedi in una panchina e nell'altra. Gizzi per Ridolfi, Ridolfi che riesce a tenere il pallone in campo con un gioco di prestigio, Ansino, la sfera è uscita, il direttore di gara era proprio lì davanti. Versace per Biraschi, Bolone dietro, ancora Biraschi per Versace, Biraschi, il tiro fuori. Abbassa Tommaso e
12 minuti più recupero ancora da giocare. Silvi, lancio lungo, recupera palla Emanuele Biraschi, poi Versace, nuovamente Biraschi. Tommaso Biraschi qua, rischia di perderla. Alla fine Tommaso Biraschi, che domani giocherà con l'Under 21, è uno dei giocatori più impiegati da Alessandro Conti. Colone, Biraschi per Colone, doppio passo del numero 9, mezzo a 2, però esagera spesso e volentieri Colone. Qui è contropiede, Gizzi, e lo Spinaceto 70 subisce il quinto gol da Gizzi, a braccio con il suo allenatore del numero 6. Nuovamente portiere di movimento per il 70. Entra Ricci, Versace per Biraschi, rientra Biraschi, ora Ricci, Colone, palla recuperata dalla Pisana, fischia il direttore di gara, fallo di Versace. Torna in porta Zomparelli. 20° di gioco, 10 al termine, vantaggio di 3 gol della Pisana, che sta rispettando. Qui, attenzione, inverte la punizione il direttore di gara. Invertita. Sul punto di battuta ora va Biraschi, direttore di gara stava contando evidentemente, non ce ne siamo resi conto. Iafolla per Ricci, Colone, Ricci, ancora Alessio Ricci, superiorità numerica del 70, Colone però perde palla, commette fallo, cartellino giallo sacrosanto da parte del direttore di gara. Verrebbe subito il 6° gol, probabilmente il 70, perché non c'era nessuno in porta. Gizzi, Tagliacozzo, rimessa dal fondo, può battere velocemente Ricci. Tommaso Biraschi si fa vedere, ma la palla è recuperata da Ridolfi, che la scucchiaia non prendendo lo specchio della porta. Biraschi, sì, ha ragione il direttore di gara, la può toccare solo fuori dall'area, un giocatore del 70, sta contando l'arbitro però, Iafolla. Qui perde palla ancora lo Spinaceto, rimessa laterale è per la Pisana. Ancora rimessa laterale. Ridolfi sul punto di battuta, Tagliacozzo, Gizzi. Recupera palla lo Spinaceto 70. Iafolla per Biraschi, Biraschi controlla il pallone, un brivido dietro la schiena dei giocatori del 70, mancano 8 minuti circa, un po' di meno. Colone per Ricci, ancora Colone per Iafolla, nuovamente a Colone, veramente statica questa manovra del 70, qui prova il tiro Versace, sarà calcio d'angolo, anzi no, rimessa laterale per la Pisana, mi sembra decisione giusta. Ridolfi, pressing di Colone, Squadrani, ha recuperata Iafolla, ora Versace, Versace che prova a superare Gizzi in tranza agonistica, il numero 6 gli sradica il pallone. Iafolla, Biraschi, rimessa laterale per i padroni di casa, sfera verso Versace,
poi Iafolla, il tiro però è deviato. Biraschi, Iafolla, veramente statica questa manovra col portiere in movimento. Tommaso Biraschi rischia di perderla, rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Colone per Ricci, da lì può calciare, il numero 3 va al tiro, parata di Silvi che prova addirittura a segnare, Iafolla la devia ma nella propria porta, e allora è il gol di Silvi che va ad esultare con la sua gente. 6-2 per la Pisana, e prende il cartellino giallo l'estremo difensore della Pisana. Sta legittimando la vittoria la Pisana, la squadra che ha fatto di più oggettivamente in campo. Spinaceto 70 a tratti senza idee, la Pisana invece ha imposto il suo gioco e sta volando a 15 punti la squadra della Pisana. Spinaceto rimarrà a 6 probabilmente, salvo stravolgimenti inaspettati in questi ultimi 5 minuti, e dovrà vedere i risultati anche degli avversari perché la classifica è veramente mesta adesso. Baldini per Colone, qui Silvi va su Colone e poi gli dice qualcosa. Il problema è che il direttore di gara sta facendo di tutto per arrivare a questo, secondo me. Il portiere è entrato, quello sì, però gli ha botta e gli ha dato la nuova. Rimessa laterale quindi per i padroni di casa, si è perso molto tempo, manca anche almeno un giocatore dello Spinaceto 70, entra Michele Dolce. Versace per Iafolla, ancora Dolce, prova a far tutto da solo Michele. Versace è qui pressato da Squadrani. Baldini perde possesso palla lo Spinaceto 70, ancora 3 minuti d'agonia per i padroni di casa, partita veramente difficile. Silvi, complimenti intanto alla Pisana che comunque secondo me fino alla fine lotterà per la promozione. Versace, Iafolla, ancora Baldini, Marcucci, possesso palla della Pisana, possesso palla reiterato degli ospiti, qui Marcucci la perde però, e allora sfera dalle parti di Baldini. Versace, ancora Baldini, Versace, Baldini per Iafolla, ancora Dolce, c'è Baldini, da lì può calciare, calcia la palla però è strozzata, allora Marcucci, Versace di destra, gran recupero, errore nuovamente di Baldini. Marcucci, qui Baldini a contrarre il cross di Marcucci. 2 minuti al termine, Silvi, lancio lungo, Versace contro Gizzi, Versace recupera palla, 2 tra i migliori da una parte e dall'altra, Versace e Gizzi, ancora Versace, tiro deviato, rimessa laterale per i padroni di casa, anzi no, per gli ospiti. C'è stata deviazione di Baldini, allora Marcucci, grande partita del numero 3
che voleva il vantaggio, fischia invece il direttore di gara. Ridolfi, il capitano per Gizzi, quinto fallo, era quello in precedenza dello Spinaceto 70, adesso in poi sarà tiro libero. Versace per Iafolla, c'è Baldini, si fa vedere, riceve il pallone al centro, Baldini verso Dolce, perde il possesso palla, lo Spinaceto 70 che non può commettere fallo. Allora Ridolfi, un minuto che parte in questo istante, dopodiché sarà finito il match, quindi con un leggero anticipo. Rimessa laterale. Silvi, pressato da Baldini, perde il controllo della palla. Somparelli. Sfera proprio per il portiere dello Spinaceto 70, spinto Baldini, fischia il direttore di gara. Al mio cronometro 30 secondi più il minuto di recupero, più probabilmente 30 secondi e basta. Baldini per Iafolla, fa tutto da solo, subisce un colpo, fischia il direttore di gara. Baldini per Versace, triplice fischio del direttore di gara, termina così la settima giornata di Serie C2, 6-2 per la Pisana.